Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Una giornata con tante notizie di cronaca, tante notizie che arrivano dal territorio, dalle nostre redazioni in tutto il Veneto, che stanno già preparando i servizi per la nostra prima fascia di informazione. Però saremo anche in diretta con alcuni collegamenti molto importanti. Alle 12:30 è previsto un collegamento con Palazzo Balbi, sede della Regione del Veneto, per un punto stampa del governatore Luca Zaia con le ultime novità dalla più recente riunione di giunta. Comincia domani, lo sappiamo, il 2 giugno, comincia un ponte molto importante per tantissime persone che hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza, quindi bisogna sapere che tempo fa. Saremo collegati anche con il centro meteo ARPAV di Teolo per capire che cosa ci aspetta nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma abbiamo anche novità in arrivo dal ponte di Bassano, Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini, chiamatelo come preferite, il risultato non cambia, perché proprio gli alpini stanno dando vita a un'importante conferenza stampa riguardante una staffetta che interesserà anche il ponte di Bassano e tante altre iniziative. Ricordiamo che a luglio arriverà la donata del terzo raggruppamento, ovvero la cosiddetta Triveneta nell'altopiano dei 7 comuni ad Asiago. Noi ci saremo per raccontare in diretta praticamente tutte le fasi di questo evento importantissimo per le Penne Nere e per il Veneto. Sappiamo il rapporto speciale che c'è fra gli alpini, la nostra regione e le nostre emittenti. Detto questo, cominciamo con la cronaca, perché abbiamo tantissime notizie da darvi. È arrivata poco fa una notizia dalla montagna veneta, dal bellunese: tragedia in Alpago. Imprenditore di 49 anni muore precipitando da un'altana. Si tratta di Gianluca Barattin, imprenditore sportivo, campione di sci alpinismo, che ha perso la vita a Chies d'Alpago la notte scorsa, precipitando da un'altana posta su un albero nei boschi sotto Pian Formosa, nel territorio comunale. L'incidente, ci fanno sapere dal soccorso alpino, è avvenuto verso le 3 di notte. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino dell'Alpago, attivate dalla centrale del 118. Secondo una prima ricostruzione, il cacciatore attorno a mezzanotte aveva chiamato il cugino dicendogli che aveva abbattuto un animale, probabilmente un cinghiale, che sarebbe sceso e poi sarebbero rientrati insieme perché andassero a prenderlo. Non vedendolo arrivare, sono andati sul posto gli amici. Questo parente ha trovato il corpo esanime alla base dell'albero da dove era caduto. Non si sa se sia scivolato, se sia stato a causa di un malore. Comunque l'uomo è caduto da 15 metri d'altezza, perdendo probabilmente la vita sul colpo. C'erano anche i carabinieri, oltre al personale medico, naturalmente per tutte le verifiche del caso. Saremo più chiari, avremo più informazioni poi nel corso del nostro telegiornale. Adesso andiamo avanti, andiamo a Padova, dove l'estate deve ancora arrivare, ma la stagione calda inizia già con i primi blackout. Vediamo. Una notte buia, priva di inquinamento luminoso, è quella di cui hanno goduto, senza averla chiesta, alcuni cittadini di Padova e dei comuni limitrofi, Selvazzano, Rubano e Limene, intorno alla mezzanotte. Un cortocircuito, una cabina dell'Enel all'origine del blackout. Al buio la zona di Corso Milano, via Savonarola, via San Pietro, ma anche via Trieste, senza elettricità a parte di Tencarola e caselle di Selvazzano dentro. Interrotta anche la proiezione in corso nella sala cinema di Limena. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di cittadini che segnalavano ascensori bloccati e chiedevano spiegazioni. Immediato l'intervento dei tecnici, tutto si è risolto nel giro di un'ora. Nel Vicentino invece torna la piaga dei selfie sui binari. Alcuni adolescenti sono stati sorpresi, scusate, nel veneziano, ci arriva adesso la correzione, a farsi delle foto sui binari. Si sono scattati un selfie mentre si trovavano a ridosso dei binari del treno, come avevano visto fare sui social network. E così 4 adolescenti di Musile di Piave sono stati convocati dal sindaco Silvia Susanna per seguire in municipio una lezione impartita dagli agenti della Polfer sui rischi che può comportare l'emulazione di gesta che si vedono su internet.
Peraltro, gli agenti della polizia ferroviaria hanno spiegato come spesso si tratti di fotomontaggi. Ora l'argomento sarà esteso a tutti, accanto ai corsi contro il bullismo che già si svolgono all'Istituto Comprensivo. I ragazzi erano stati visti da un passante che aveva allertato la polizia locale. Il sindaco poi ha preferito alla denuncia l'impartizione ai ragazzi di una lezione civica e di buonsenso. Da Venezia a Treviso, la Marca trevigiana, Maxi Rissa, Spresiano, coltelli e manganelli, 2 feriti. Le botte, le urla, i coltelli e a terra 2 giovani. È la scena alla quale si sono trovati di fronte la scorsa notte i carabinieri in piazza Rigo a Spresiano, dopo la maxi rissa che ha visto coinvolta una decina di stranieri armati di coltelli e manganelli. A lanciare l'allarme gli avventori del bar davanti al quale è scoppiata la violenza per motivi ancora da accertare, poco dopo le 23:30. All'arrivo dei militari le 2 bande che si sono fronteggiate, stranieri dell'est da una parte e nordafricani dall'altra, si erano già dileguate, mentre i sanitari del SUEM soccorrevano 2 25enni magrebini, già noti alle forze dell'ordine. Entrambi presentavano ferite da arma da taglio. Uno dei 2 è tuttora ricoverato in ospedale in serie condizioni con profonde lesioni al torace. I carabinieri stanno indagando a tutto campo per identificare i protagonisti e i motivi della maxi rissa che ha scatenato il panico in zona. Rimaniamo in provincia di Treviso, anzi a Treviso, nuova spaccata del ladro seriale in centro. Un tombino lanciato contro la vetrata poco dopo la mezzanotte è l'ennesimo colpo del ladro seriale che da un mese imperversa in centro a Treviso, è diventato ormai il terrore di bar e locali. Dalla pasticceria Nascim Ben alle osterie Cae de Oro e Toni del Spin. Fino all'ultimo bersaglio, l'osteria All'Oro, dove la titolare Maria Rossetto si è vista infrangere la porta d'ingresso, spariti fondo casse e 2 telefoni. Come spesso accade in questi casi, maggiore il danno alla struttura mandata in frantumi che il bottino vero e proprio, oltre alla rabbia per la propria attività violata. Le indagini, come negli altri casi, sono affidate alla polizia, che sta cercando di dare un volto e un nome al responsabile, utilizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e gli indizi raccolti sui luoghi delle scorribande. Ora una notizia che riguarda comunque la sicurezza, perché si parla sempre con maggiore intensità, possiamo dire, dello spostamento della questura nell'area di via Anelli. Ci sono delle novità? Nascerà, è certo, sulle ceneri di quello che a Padova era considerato un Bronx. Un nuovo passo in avanti per la questura in via Anelli è stato fatto da Palazzo Moroni, che ha approvato in giunta il documento preliminare alla progettazione. Sarà il Comune di Padova, sulla base di una convenzione siglata con il Ministero dell'Interno, la stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, un edificio a 0 emissioni con una superficie netta di quasi 24.000 metri quadrati, valore totale circa 50 milioni di euro. Abbiamo ottenuto 2 o 3 cose insieme. Primo, l'area è stata, era un'area degradata, per cui è stata bonificata. In più è stato fatto la permuta con l'area della Prandina, grande successo, perché era anni che speravamo di avere come patrimonio pubblico, in più le costruire la questura. Non è un gioco di parole, ma 50 milioni di euro vuol dire non solo sicurezza, vuol dire anche lavoro. Quasi 600 gli addetti in organico alla nuova questura. Se il taglio del nastro si attende tra 4-5 anni, entro la fine dell'anno i tecnici di Palazzo Moroni sperano di avere disponibile il progetto di fattibilità economica. Nuova questura in via Anelli, in centro, negli uffici storici della questura, resterà un presidio di polizia. La parte storica della questura rimane, la parte nuova, il proprietario della provincia, non solo destinazione, ma per quanto riguarda la parte storica rimane commissariato del centro. Per cui questo vuol dire sicurezza per la città, vuol dire lavorare per la città. In provincia di Padova c'è stato qualche giorno fa un incidente, è costato la vita a un giovane, emergono di retroscena. È stato l'amico di sempre, Enrico, a soccorrere per primo Giulio Santi, 27 anni, di Mediadino San Vitale, morto nell'impatto della sua auto con la base di un ponte in via Bosco Alto, a pochi chilometri da casa. È questo il retroscena che rende ancora più drammatico l'incidente mortale avvenuto nella Bassa Padovana. I 2 ragazzi avevano trascorso la serata insieme in un bar del posto, chiacchierando del più e del meno. Poi sono saliti sulle rispettive auto per tornare a casa. E dopo che Giulio è finito in un fossato e poi contro un muretto, pochi minuti dopo è stato proprio Enrico, che sopraggiungeva nella stessa direzione, a vedere l'auto di Giulio fuori strada.
Purtroppo chiamare immediatamente i soccorsi non è bastato. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del 27enne. Il funerale sarà celebrato venerdì alle 15:30 nella chiesa di Megliadino San Vitale. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo e andiamo subito sul ponte di Bassano. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca e andiamo in diretta sul ponte vecchio, ponte degli Alpini, oggi a maggior ragione, dove Monica Smidele ci aspetta per darci notizia di un importante evento. Buongiorno Monica. Buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo sul Ponte Vecchio, sul Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa, con me il colonnello Mario Bisica delle truppe alpine. Perché? Perché c'è in corso la conferenza stampa di presentazione della staffetta alpina in occasione dei 150 anni di fondazione del Corpo degli Alpini, che è stato fondato appunto nel 1872. È un ricco calendario di iniziative, quello che è stato appunto predisposto per festeggiare questo importante anniversario. Nell'ambito del programma Colonnello c'è anche la staffetta alpina che partirà esattamente il 6 di giugno. Come vi dicevo è in corso la conferenza stampa di presentazione, ma noi ci facciamo raccontare dal colonnello che tipo di iniziativa è, come si svolgerà, che cosa succederà. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi abbiamo voluto testimoniare e presentare nella città degli Alpini Bassano quella che sarà una iniziativa di carattere sportivo ma anche tradizionale, che è questa staffetta Ventimiglia-Trieste, con una propagazione in Abruzzo nella metà di giugno, dove le truppe alpine dell'esercito dell'Associazione Nazionale Alpini vogliono collegare con un ideale ponte, ecco perché Bassano, individuata come città ideale di collegamento, vogliono collegare tutte le città e i paesi che hanno fatto la storia degli Alpini, quindi da Ventimiglia per 23 tappe fino a Trieste. Del personale militare delle truppe alpine dell'esercito e gli associati ANA dell'Associazione Nazionale Alpini porteranno questa fiaccola testimonianza di tradizione, di valori, di solidarietà per 24 tappe. Questa manifestazione si inserisce nel programma delle celebrazioni per i 150 anni del Corpo degli Alpini. È una delle più importanti perché ci vede in gioco, ci vede dimostrare quelle che sono le nostre capacità sportive ma anche addestrative per gli uomini e le donne delle truppe alpine dell'esercito, e la volontà di testimoniare per gli associati dell'Associazione Nazionale Alpini. Senta colonnello, questa mattina c'è stata la consegna, no, della fiaccola della pace agli atleti che poi prenderanno parte a questa staffetta, 1500 chilometri. No? 1500 chilometri, ma con il fulcro per la presentazione qui a Bassano. Bassano città ponte, Bassano città del ponte, un ponte che collega le parti d'Italia e che vede negli atleti, nei nostri atleti militari e del personale che svolge le attività sportive, vede la volontà di percorrere l'Italia in un abbraccio ideale, auspicando che le popolazioni che ci accoglieranno vogliano correre insieme a noi per fare un pezzo di storia, anche un pezzo di tradizione. Tradizione che ci riporta al 2018, quando la fiaccola della pace fu accesa nei pressi della campana di Rovereto. Sì. In pratica abbiamo voluto testimoniare questo legame fra le truppe alpine in armi dell'esercito e l'Associazione Nazionale,
prendendo la riproduzione di una fiaccola che nel 2018 portò un reduce della Prima Guerra Mondiale a percorrere i tornanti che portano alla campana della pace di Rovereto. La simbologia è chiara, la fiaccola, la colomba, la volontà di testimoniare il nostro essere militari soprattutto, ma anche il nostro essere di uomini e donne che vivono l'aspetto sociale, l'aspetto di carattere ludico con la marcia. Attraverso questi 1500 km da Ventimiglia a Trieste, colonnello, sarà anche l'occasione per portare la memoria, no, di ciò che gli alpini hanno fatto per la nostra storia e di quanto abbiano segnato poi la nostra storia. Certo, toccando le 23 città e toccando con 9 momenti esemplificativi in 9 città, noi vogliamo innanzitutto raccontare cosa sono le truppe alpine dell'esercito. Successivamente vogliamo e contemporaneamente vogliamo far vedere che cos'è la sinergia mondo alpino in armi e mondo associativo e poi coinvolgere attraverso esibizioni di fanfare, illustrazione dei nostri equipaggiamenti. Vogliamo far vedere chi sono oggi, chi è oggi il personale che svolge il servizio al servizio del Paese. La staffetta prenderà via il 6 di giugno, sarà a Bassano del Grappa il 23 e 24 giugno. Certo, 23 e 24 giugno e anche qui un richiamo alla città del Ponte degli Alpini. In Bassano verrà proprio organizzata una cittadella delle truppe alpine dell'esercito, ci sarà un'esibizione di una fanfara militare e così vogliamo testimoniare l'attaccamento degli alpini in armi a quella che viene definita la città degli alpini. Bene, Ferdinando, se hai domande da studio Monica. noi naturalmente siamo qui a disposizione, altrimenti la linea torna a voi. Monica, prima di liberare il nostro ospite, una domanda per lui, perché insomma siete sul Ponte degli Alpini, in una città importantissima per le pelle nere, ai piedi del Grappa, dell'altopiano, però parliamo magari più all'uomo che al militare. Quali emozioni prova il colonnello sul Ponte di Bassano oggi, in questo momento così importante? Bene. C'è qualche problema di collegamento? Grazie, allora torniamo in studio. Non si è sentita la domanda, poi magari ci ricolleghiamo con la collega Monica Smidele che con Andrea Benetti ci ha fatto sentire questa importante intervista, interessantissima. Quindi segnatevi sul calendario le date, partenza 6 giugno, poi arrivo a Bassano qualche giorno dopo, 23-24 giugno, con una cittadella degli alpini, una staffetta per parlare di tanti temi di pace, ma anche del lavoro che fanno gli alpini. Questo naturalmente lo sappiamo già. Vi ricordiamo 8, 9, 10 luglio ad Asiago, nell'altopiano di 7 comuni, adunata Triveneta, terzo raggruppamento. Il 9 luglio ci sarà anche la messa dall'Ortigara, quindi tanti temi. 10 luglio poi lo sfilamento in centro ad Asiago, tanti temi importantissimi. Noi saremo lì con le nostre telecamere per una serie di dirette con tutto quello che succede in altopiano. Andiamo avanti, riapriamo la pagina della cronaca. Andiamo nell'Alta Padovana, dove 2 persone sono state sorprese a dare vita a un festino alcolico in un parco pubblico. Vediamo. Festino al parco di via Pasubio a Campo San Piero. In 10 stranieri sabato sera si sono radunati sotto il gazebo del parco pubblico bevendo vodka e birra. Il gruppo è stato visto da una pattuglia della polizia locale che, identificandoli, ha notato che 2 erano così ubriachi da non reggersi in piedi. Si tratta di un cittadino marocchino domiciliato a Campodarsego e un cittadino rumeno residente a Castelfranco Veneto. I 2 sono stati sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. Da un controllo sulla banca dati interforze, però è emerso che i 2 risultavano gravati da numerosi reati come truffa, danneggiamento, ubriachezza e guida con patente sospesa. Andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo in provincia di Padova, dove una persona è stata denunciata perché sorpresa all'esame della patente con gli auricolari. Esame con l'imbroglio.
è successo prima dell'esame per recuperare la patente alla motorizzazione civile. Ieri mattina, infatti, nella sede di Corso Spagna, un candidato è stato trovato con un auricolare per farsi suggerire le risposte per recuperare il permesso di guida. Uno degli esaminatori, infatti, si è accorto che un esaminato aveva un auricolare all'orecchio coperto dai capelli. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei carabinieri che, arrivati nella sede della motorizzazione, hanno sentito il candidato. Per lui una denuncia per cognizione illecita di comunicazioni informatiche, un reato che prevede una pena che va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 4 anni di reclusione e il sequestro degli auricolari. Lunga attesa per gli altri esaminati, che hanno dovuto attendere che i carabinieri finissero i loro accertamenti prima di iniziare l'esame. Andiamo a Vicenza, dove c'è stato un DASPO, cosiddetto DASPO urbano, per 2 americani. Notte fonda, notte rumorosa. Sono le 2 passate quando a Vicenza, nella centralissima Contrappescherie Vecchie, gli avventori di un locale, l'unico ancora aperto a quell'ora, urlano. C'è tensione, qualcuno chiama il 113 e lancia l'allarme. Una volante piomba sul posto e gli agenti si rendono conto immediatamente della gravità della situazione. Un centinaio di persone sono accalcate all'interno del locale e nei dintorni. La maggior parte è in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. A rinforzo viene chiamata un'altra pattuglia. Il titolare del locale invita gli avventori ad uscire. Un americano di 21 anni, militare della base statunitense, sferra con tutte le forze un calcio al paraurti posteriore della macchina della polizia e la danneggia. Poi tenta la fuga. Non contento, aggredisce fisicamente gli agenti che lo hanno raggiunto e fermato. In considerazione anche del fatto che nello stesso esercizio pubblico in passato vi erano stati numerosi episodi che mi avevano indotto, numerosi episodi di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica che mi avevano indotto a sospendere la licenza e a chiuderla immediatamente per 15 giorni, ho deciso di adottare un analogo provvedimento per 10 giorni, quindi 10 giorni di chiusura per l'esercizio pubblico. Per il militare violento il questore ha firmato un divieto di accesso per 2 anni nei locali del centro storico di Vicenza. Una serata intensa per la polizia che già all'1 di notte era intervenuta, sempre in centro storico, in corso Fogazzaro, per soccorrere un altro militare americano di 21 anni trovato a terra in stato di ubriachezza e di semi-incoscienza. È stato rinvenuto in stato di semi-incoscienza, riverso per terra con il volto pieno di ferite. Anche per questo militare americano il questore ha firmato un divieto di accesso per 1 anno negli esercizi pubblici del centro storico di Vicenza. Per quanto riguarda il locale di Contrappescherie, era già stato chiuso a fine marzo per 15 giorni in considerazione delle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica. Adesso arriva anche la sospensione della licenza e l'immediata chiusura per 10 giorni. Ritengo che queste misure possano essere di utilità per far cessare una situazione che sta divenendo via via sempre più intollerabile. È chiaro che nel caso in cui questi provvedimenti non dovessero essere sufficienti, la prossima volta verrà adottato un provvedimento molto più deciso e molto più severo, fino alla revoca definitiva della licenza e la chiusura definitiva del locale. Continua quindi il pugno duro della questura di Vicenza per tutte le varie situazioni che conosciamo già sentendole tutte le sere nel nostro telegiornale. Adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché fra pochissimo arriva anche la diretta da Palazzo Balbi con le novità dalla giunta regionale con il governatore Luca Zaia, poi parliamo di meteo per sentire che tempo farà nei prossimi giorni, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta che oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo già collegati con Palazzo Balbi, sede del governo regionale del Veneto, per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia che dovrebbe iniziare fra pochi istanti. Adesso cerchiamo di capire, vediamo che c'è ancora un po' di movimento da parte di tecnici operatori attorno ai microfoni, quindi vediamo questo servizio che ci arriva da Vicenza sulla possibilità di utilizzo dei cosiddetti taser da parte delle forze dell'ordine. Ci sono parecchi casi di aggressioni.
per cui credo che sia giusto che anche loro abbiano la possibilità di difendersi. Il taser, la cosiddetta pistola elettrica, da questa settimana in dotazione anche a Vicenza per gli agenti delle volanti e per i carabinieri della sezione radiomobile. Una innovazione importante. L'arma non letale, utile come deterrente contro le aggressioni, convince i vicentini per la sua entrata in servizio. Sì, è un passo avanti e mi fa piacere che siano dotati, che siano loro che si salvino, perché qua sono abbastanza nervosetti a volte. Personalmente sono molto favorevole e consideriamo soltanto in tutti questi anni tutte le persone che magari hanno gli agenti di polizia che sono usciti per fare un TSO e si sono trovati nelle circostanze di dover affrontare certe persone e magari anche fisicamente possenti. E quindi secondo me è un ottimo strumento le forze di polizia. Senz'altro è un passo avanti, purché ci sia la presenza del servizio dello Stato, perché ne vedo pochi in giro, sinceramente, soprattutto in certe zone a rischio. Ecco, perché mi è successo di vedere certe situazioni sgradevoli anche nei confronti dei passanti. Mancano di rispetto perché sanno che la polizia non può fare più di tanto e quindi sono molto offensivi nei riguardi nostri e anche della polizia. Le forze degli ordini possono avere benissimo questo mezzo qua perché purtroppo tante persone girano armati. Questa è la realtà. Ci sono anche persone che vanno in giro con coltelli, con tante altre robe, con gas, eccetera. Perciò hanno tutti il diritto, è una buona cosa, sono d'accordissimo. Tutto ciò che può andare a favore dell'ordine e della protezione dei cittadini va bene. Secondo lei sarà efficace per cambiare un po' le sorti? Beh, per quello che ho sentito in altri contesti è stato efficace. Non è offensivo, ma le bloccano, per me va bene. Sono d'accordo che abbiano aggiornato le armi per le forze dell'ordine, sono d'accordo. Tutto quello che può essere utile per difendersi trovo che è giusto che venga applicato. Non c'è più rispetto per niente, per l'autorità meno che mai. No, speriamo che serva a qualcosa per il cittadino. Allora, noi siamo pronti ad andare a Venezia, a Palazzo Balbi, dove inizierà fra pochi istanti la conferenza stampa istituzionale del governatore Luca Zaia. Si è conclusa da poco la riunione della giunta veneta, ci sono delle novità in arrivo. Immaginiamo si parlerà anche della situazione del Covid. A questo proposito, visto che il tema comunque è importante, vediamo se riusciamo a farvi vedere la tabella che ci arriva ogni giorno dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Questa è arrivata questa mattina, 1 giugno. Giugno si apre con una situazione decisamente positiva, possiamo dire, perché sono solo 1388 le persone risultate positive al Covid con gli ultimi tamponi, per un totale di casi attualmente positivi in Veneto che ammonta a 26.878 persone, e c'è da dire che siamo ormai a oltre 1.750.000 casi positivi dall'inizio dell'emergenza Covid, e vediamo qual è in questo momento la situazione della sanità. Potete vedere che comunque in area non critica ci sono ancora persone ricoverate, ma la buona notizia arriva dalla terapia intensiva, perché in questo momento ci sono 28 persone ricoverate nelle terapie intensive del Veneto, ed è un dato in calo, non è un calo verticale come ci si poteva aspettare, come si sperava, però è un calo. Però è arrivato Zaia, vediamo se riusciamo a dare la linea subito al governatore, poi torniamo a vedere le tabelle. Ricordate che fra poco siamo in diretta anche con l'ARPAV per sentire che tempo farà nei prossimi giorni. Vediamo che c'è Zaia ai microfoni. Buongiorno, ci siete tutti? C'è qualcuno che deve ancora arrivare? No. Bene, allora iniziamo. Tanto grazie per essere qui oggi, e un ringraziamento particolare oltre che a voi lo volevo fare al dottor Salvatore Laganà, che è il Presidente del Tribunale di Venezia, che avete riconosciuto, e il dottor Stefano Pes, che è responsabile per l'Italia dell'Agenzia Europea EUA,
dove è il dottor Pessa, eccolo qui, la dottoressa Maria Grazia Benedetti, magistrato ordinario applicato alla sezione protezione internazionale, buongiorno, il dottor Federico Cappelletti, consigliere dell'Ordine degli Avvocati, e la dottoressa Giuseppina Di Bari, progetto Navigare. Ci siamo tutti. Intanto grazie a tutti gli ospiti e benvenuti. Oggi vi dico che presentiamo diciamo anche con una punta di orgoglio e soddisfazione questo progetto, poi ve lo dirà il Presidente Laganà. Stiamo parlando della prima presentazione e della prima operatività a livello nazionale. Stiamo parlando di un progetto che si chiama Navigare e fondamentalmente si rivolge, o meglio, interviene per la risoluzione di un problema che è quello della tratta di esseri umani e dei maltrattamenti e dello sfruttamento in generale. Ecco, voglio dire, qual è il concetto di questo progetto? Il concetto di questo progetto passa attraverso una collaborazione e questo protocollo che noi abbiamo già deliberato con il Tribunale, e per questo motivo è qui il Presidente Laganà, che è una collaborazione che ci vede impegnati sotto il profilo socio-sanitario, che ci vede impegnato con le professionalità che ovviamente saranno necessarie. Ci sarà ovviamente l'impegno da parte del Tribunale anche nel garantire percorsi di natura giudiziaria, fra virgolette calendarizzando i percorsi per le persone che sono coinvolte da tratta e da sfruttamento, e dall'altro voglio anche dirvi che i dati sono dati che parlano chiaro. Io vedevo un po' di dati nel prepararmi per questa conferenza stampa e per il progetto, se non ricordo male i dati, si parla di oltre il 67% di donne coinvolte, del 27% di uomini e poi un 5% di transessuali, il che ci dà uno spaccato di un'emergenza sociale non indifferente. Penso che voi stessi lo ricordate nei vostri articoli quotidianamente, non so, di storie di sfruttamento, magari negli ambiti lavorativi, no? Se vedete i dati dell'Italia vedete il Veneto che ha un colore più intenso, no? Come intensità di fatti, però è altrettanto vero che qui i controlli si fanno in maniera assolutamente importante, e quindi vi inviterei anche a guardare i dati rispetto anche ai lavori di prevenzione che si fanno. E dall'altro non c'è solo lo sfruttamento in ambito lavorativo, ma c'è poi tutto quello che è la tratta di esseri umani, pensate tutto l'ambito della prostituzione e tutto quello che spesso queste povere donne subiscono, magari attirate nei nostri territori con l'inganno, con le false promesse, requisendo i loro magari documenti e quindi i passaporti, insomma è un vero e proprio regime di schiavitù. Quindi noi ci siamo su questo, ci fa piacere essere i primi e volevamo lanciare questo. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e in particolar modo i presenti che fanno parte della delegazione con il Presidente Laganà, e passo la parola al Presidente. Prego. Grazie Presidente. Prego. Buongiorno, sono io che intanto ringrazio il Presidente Zaia e anche l'assessore Lazzarin per la grande sensibilità istituzionale che hanno dimostrato nel partecipare e nel concludere questo protocollo che pone effettivamente il Veneto all'avanguardia nella tutela di queste gravissime attività nei confronti di vittime di tratta. Ringrazio anch'io particolarmente coloro che sono stati anche dal punto di vista nostro i motori di questo protocollo, cioè la dottoressa Maria Grazia Benedetti, giudice applicato alla sezione di protezione internazionale, senza la cui attività questo protocollo non ci sarebbe stato, e voglio riconoscerlo, la dottoressa Di Bari che si è spesa moltissimo, l'EASO che tramite i suoi ricercatori, EASO ora è EUA, che tramite i suoi ricercatori presso il Tribunale di Venezia, la dottoressa Pepe e il dottor Pea hanno partecipato attivamente, ed in effetti
questo protocollo intanto attua una precisa disposizione di legge, che è l'articolo 10 del decreto legge numero 24 del 2010, che prevede il coordinamento istituzionale tra tutti gli organi che si occupano di queste attività, ma attua un concetto fondamentale per le istituzioni, che è il concetto di rete, in cui ognuno apporta i propri saperi per arrivare ad un determinato risultato. Concetto di rete che in questo caso si coniuga nel protocollo anche in un aspetto della formazione che ciascuno, per la propria competenza, potrà dare agli altri enti coinvolti in questo progetto. Il progetto Navigare, che riguarda appunto le vittime di tratta, non solo di reati di natura sessuale, ma anche di lavoro forzato, accattonaggio, traffico d'organo e tutto quello che può essere assimilato alla tratta, era già in parte operativo con riferimento alla collaborazione prestata alle commissioni territoriali ed anche agli avvocati che si occupano di immigrazione, ma con questa sinergia che si è realizzata col Tribunale di Venezia, che ospita, unica in Veneto, la sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, realizza una vera e propria possibilità di approfondimento e di assistenza per quanto riguarda le vittime di tratta, anche perché c'è da considerare che spesso, per ragioni che sono connaturate alla stessa natura di vittima, il momento della tratta emerge solo successivamente, emerge con il ricorso, emerge con l'attività di ascolto giudiziario, e quindi perché... Allora, torneremo poi su questa importante conferenza stampa. Ricordiamo il progetto Navigare, che potrà essere davvero fondamentale in alcune situazioni complicate, difficili, che le istituzioni si trovano ad affrontare. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, perché al ritorno parliamo di meteo, di tempo, per capire che cosa stiamo attraversando in questo periodo e anche che cosa ci aspetta nei prossimi giorni con il ponte del 2 giugno che ormai incombe. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, come nel resto del mondo, è in arrivo ormai l'estate a grandi passi. Lo vediamo anche dalle temperature che sono sempre più alte nei giorni scorsi. Qualcuno ha già cominciato a lamentarsi del caldo, qualcuno invece dice attenzione perché potrebbe andare molto peggio di così. Ne parliamo con un esperto, ne parliamo con Adriano Barbi del centro meteo di Teolo dell'ARPAB. Buongiorno, grazie per essere qui con noi come ogni settimana per approfondire i temi meteorologici della nostra regione. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, dicevamo, si è visto già un innalzamento delle temperature, sono in tanti che cercano di capire se tirar fuori già i costumi da bagno, le ciabatte per andare al mare, per andare a farsi una scampagnata, però i dati, quelli ufficiali, quelli veri, li avete voi sotto mano. Come sta andando? Beh, innanzitutto diciamo che oggi è il 1° giugno e ricordiamo che inizia ufficialmente l'estate meteorologica, quindi possiamo dire che però da un punto di vista delle temperature quest'anno sulla regione abbiamo già vissuto giornate dal clima tipicamente estive fin dalla parte centrale di maggio, quindi da metà maggio. E la seconda decade di maggio, in particolare dal 10 al 20 di maggio di quest'anno, si è dimostrata già particolarmente calda su tutto il territorio e in media è stata anche la più calda degli ultimi 30 anni.
I precedenti record appartenevano al maggio 97 e al maggio 2009, ma sono stati battuti appunto da questo anticipo di estate di quest'anno, che appunto durante la metà di maggio. E poi in questi ultimi giorni abbiamo assistito invece ad un sensibile calo delle temperature per l'arrivo tra sabato e domenica scorsi di masse d'aria piuttosto fresche dal nord Europa. Le temperature sono scese anche di 10 gradi circa, passando dai 5-6 gradi superiori alla norma che avevamo a fine maggio a valori intorno ai 5 gradi inferiori rispetto alla media che abbiamo registrato domenica 29, quando soffiava anche una bora piuttosto sostenuta soprattutto lungo la costa, quindi sbalzi di temperatura abbastanza significativi, direi. Ecco, noi abbiamo davanti agli occhi, la stanno vedendo anche i nostri telespettatori, la mappa ufficiale dell'ARPAV con le temperature in diretta, praticamente sono quelle di qualche minuto fa. Vediamo che in molte zone del Veneto ormai 25 gradi sono stati toccati, superati, molte altre sono a ridosso, 26 gradi nel Veronese, insomma siamo in media con il periodo con queste temperature o siamo ancora di nuovo oltre? Allora, con oggi abbiamo avuto già un significativo aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti, quando eravamo appunto un po' sotto la media a causa appunto dell'ingresso di queste masse d'aria fredda dal nord Europa. Con oggi ritorniamo su valori intorno alla media, quindi intorno ai 25-26 gradi siamo sulla media del periodo per questi primissimi giorni di giugno. Invece dovremo attenderci un significativo aumento, ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. A braccetto con il tema delle temperature c'è quello delle precipitazioni che interessa non solo l'agricoltura. Sappiamo che il comparto primario insomma guarda con una certa apprensione a quello che sta succedendo, ma anche tutta la popolazione, perché abbiamo visto che un po' il cambiamento degli ultimi anni, la tendenza è quella a lunghi periodi di siccità e poi piovaschi piuttosto intensi che possono creare problemi. Noi abbiamo davanti agli occhi la mappa, una tabella con le precipitazioni. In questo caso siamo nel Bassanese, giusto per comodità, per geografia della nostra redazione. Vediamo che si va un po' a salti, ci sono periodi di siccità, periodi in cui non molla neppure una goccia e poi si va tranquillamente a 40, 50, 30 millimetri di pioggia. Che situazione state vedendo voi dal vostro osservatorio privilegiato? Sì, certo, le precipitazioni anche durante il mese di maggio, come del resto i 5 mesi precedenti, perché ricordiamo che abbiamo avuto un inverno particolarmente siccitoso, quindi fin da dicembre, anche questo mese è risultato abbastanza avaro di piogge. In media sulla regione è piovuto un 40% circa in meno rispetto alla media mensile, ma l'andamento è stato piuttosto irregolare sul territorio, come abbiamo visto anche dai dati sulla stazione di Bassano, ma anche in altre zone. Diciamo ci sono state fasi senza precipitazioni, invece in alcune giornate sono caduti quantitativi anche notevoli di pioggia, appunto a causa di rovesci temporali anche intensi, soprattutto sulla zona pedemontana. Dicevo che la distribuzione sul territorio per quanto riguarda le precipitazioni di maggio è stata abbastanza irregolare. Ci sono in alcune zone del Rodigino e dell'Alto Bellunese, ad esempio, è piovuto un po' di più e gli scarti sono risultati intorno al 10-20% in meno rispetto alla media mensile, mentre in altre zone gli scarti hanno raggiunto anche il 60-70% in meno, come in alcune aree della pedemontana e della pianura nord-orientale tra Trevigiano e Alto Veneziano. Quindi la situazione siccità purtroppo rimane ancora piuttosto evidente su gran parte della regione. Ecco, gli amministratori del territorio del Veneto si trovano spesso a dover fare decisioni strategiche per cercare di arginare un po' quelli che possono essere i danni derivanti da questa situazione con, dicevamo, siccità prolungata e poi con questi piovaschi anche molto intensi che abbiamo visto, insomma, arrivano spesso gli allerta della Protezione Civile del Veneto che dicono attenzione, possibile rischio idrogeologico, rischio idraulico,
traffico, a volte colate di fango, altre volte invece grandinate intense che devastano l'agricoltura. C'è un modo per difendersi da tutto questo? Allora, abbiamo qualche piccolo rallentamento nel collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo con il nostro esperto. Stiamo parlando con Adriano Barbi del centro meteo di Teolo dell'ARPAV. Beh, diciamo che dal punto di vista del nostro meteo... Allora, torniamo in studio finché si sistema il collegamento. Sì, la sentiamo, siamo tornati in diretta, adesso la sentiamo bene. Eccoci. Torniamo sulla domanda se possiamo. Sì. No. Allora chiediamo al nostro ospite di scollegarsi e ricollegarsi. Nel frattempo noi teniamo qui noi, con i nostri telespettatori, raccontiamo un po' che cosa stavamo dicendo. Allora, siamo collegati con il centro meteo di Teolo. Adriano Barbi dell'ARPAV ci sta spiegando un po' di cose su questa fase della stagione molto molto particolare, perché abbiamo sentito è stato uno degli anni, dei mesi di maggio più caldi di sempre, battuti i record degli anni 90, con una situazione della piovosità piuttosto complicata, perché piovaschi intensi fanno da contrappunto a lunghi periodi senza neppure una goccia. Questo ovviamente causa dei problemi piuttosto gravi un po' per tutti, per le amministrazioni comunali, per i cittadini. Insomma, voi telespettatori lo sapete, ci raccontate sempre quali sono le problematiche non appena cambia il tempo, non appena succede qualcosa, grandinate e altre grane un po' per tutti. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Dottor Barbi, ci sente ora? Eccoci, io vi sento. Benissimo, allora torniamo. Dunque, parlavamo... Sì? Parlavamo di come possono comportarsi amministrazioni, cittadini e l'agricoltura rispetto a questi cambiamenti climatici. Certo, uno degli approcci, diciamo, più significativi e più efficaci rispetto al cambiamento climatico è quello di cercare di mitigarne gli effetti, e dal punto di vista meteo diciamo che noi offriamo un servizio per quanto riguarda le previsioni meteorologiche che riguardano anche i fenomeni intensi, quindi siamo collegati con la protezione civile e forniamo le informazioni valide per gli allertamenti a livello regionale per quanto riguarda appunto il rischio idrogeologico, idraulico e meteorologico in generale. Quindi per quanto riguarda l'estate in particolare, quando abbiamo appunto una maggior probabilità di fenomeni intensi quali rovesci e forti temporali, stiamo molto attenti alle previsioni e quindi agli allertamenti che vengono dati tramite la protezione civile rispetto appunto a questi fenomeni che purtroppo sono sempre più frequenti proprio a causa del cambiamento climatico. Quindi possiamo dire che l'unica difesa attiva che abbiamo è sapere che sta arrivando qualcosa, cercare di mettere in sicurezza quello che si può mettere in sicurezza e magari cambiare un po' le dinamiche, se non quotidiane, però almeno strategiche per il medio termine. Certo, esatto, è proprio un approccio più corretto, è proprio questo. Allora, adesso il momento che i nostri telespettatori stanno aspettando, perché sono in molti che ce lo chiedono anche con i WhatsApp che arrivano qui in redazione. Che tempo farà nei prossimi giorni? Arriva il ponte del 2 giugno, sono tanti che hanno già la valigia in mano e vogliono sapere se devono mettere dentro un cappotto, un ombrello, oppure se possono andare bene delle scarpe da ginnastica o un costume da bagno. Certo, dunque ecco, dicevamo prima che la vasta area ciclonica fredda che era presente sul centro-nord Europa in questi ultimi giorni, che ci ha marginalmente interessato con giornate relativamente fresche, tenderà a ritirarsi già da oggi, tenderà a ritirarsi verso nord sotto
una nuova spinta dell'anticiclone nordafricano e quindi il tempo sul Veneto sarà condizionato da questa nuova espansione calda, ma in alcune fasi ci potranno essere comunque delle infiltrazioni di area moderatamente instabile provenienti dai quadranti occidentali. In sostanza dovremo attenderci un progressivo rialzo delle temperature già da oggi, come abbiamo visto qualche dato in precedenza. Il picco del caldo è previsto nel fine settimana, quando le temperature massime toccheranno di nuovo valori intorno ai 30-32 gradi su gran parte della pianura. Quindi nei prossimi giorni il tempo non sarà comunque sempre stabile e soleggiato, avremo una moderata variabilità pomeridiana sui rilievi dove sarà possibile qualche rovescio temporale e qualche fase anche di variabilità su parte della pianura, soprattutto venerdì pomeriggio e nel pomeriggio sera di domenica. Per il resto le giornate saranno comunque soleggiate con temperature appunto che tenderanno a raggiungere nuovamente valori tipici della piena estate. Quindi l'estate meteorologica, possiamo dire, è iniziata e si accompagnerà a grandi passi con l'estate del calendario. Non dovrebbero esserci spezzoni di maltempo da qua in avanti. Sappiamo che ovviamente la precisione si raggiunge nelle ore immediatamente precedenti il periodo interessato, però insomma possiamo dire che da qui in avanti l'estate è arrivata. Sì, certamente in questi prossimi giorni sarà piena estate. Possiamo dare una tendenza per la prossima settimana dove quando è previsto un progressivo calo delle temperature, quindi torneremo su valori più consoni al periodo e anche saranno presenti una circolazione ciclonica molto probabilmente che porterà anche delle fasi con delle piogge, quindi insomma precipitazioni che sono comunque attese e speriamo che siano appunto buone notizie per l'agricoltura soprattutto e per il nostro territorio. Allora, approfittiamo di questa ultima lettura per invitare i nostri telespettatori, naturalmente anche lei, i vostri colleghi dell'ARPAV, la settimana prossima per fare il punto un po' della situazione, vedere che cosa cambierà, vedere se ci sono novità per quanto riguarda il meteo, che ormai insomma è un tema importantissimo quotidianamente per tutti, non solo per chi vuole farsi un paio di giorni di vacanza, ma dicevamo per l'agricoltura, il comparto primario, ma anche per il settore turistico del Veneto che vuole che sia questa del 2022 l'estate della ripartenza definitiva. Sapere che tempo fa e averne la certezza insomma non è un dato da poco. Ringraziamo Adriano Barbi del centro meteo ARPAV di Teolo per questi approfondimenti. Ci vediamo fra qualche giorno allora. L'abbiamo perso. Allora, approfittiamo per salutarlo. C'è stato qualche piccolo salto di connessione. Noi andiamo avanti con la nostra informazione. Avete sentito gli addetti ai lavori, avete sentito l'esperto. Si può tranquillamente andare via con la valigia leggera per i prossimi giorni, da una gita volante a qualche giorno in più, magari al mare o in montagna. Si può stare tranquilli, qualche goccia come sempre sui rilievi può arrivare, ma vedremo come andrà. Adesso, prima di vedere tutto il resto della nostra informazione, vi ricordiamo che siamo in onda fino alle 13:30, facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, accantoniamo per qualche minuto il tema meteorologico, torneremo la settimana prossima con questo nostro appuntamento ormai fisso con il centro meteo ARPAV di Teolo per capire che tempo fa, che tempo farà e anche che tempo ha fatto, visto che abbiamo fatto anche il punto sulle precipitazioni scarse e sulle temperature invece piuttosto alte dell'ultimo periodo. Andiamo a Malo, dove la piaga del rifiuto selvaggio prosegue, però insomma sono già arrivate 80 multe in 5 mesi. Malo e guerra al rifiuto selvaggio, record di 80 multe in 5 mesi. Il 60% dei furbetti sono cittadini non residenti nel comune maladense, che fanno i pendolari della pattumiera, conferendo i rifiuti in modo irregolare a ridosso delle isole ecologiche. Ma attenzione, la sanzione di 160 euro raddoppia e arriva a 320 euro per i non residenti a Malo.
Attualmente nel comune di Maio ci sono 64 isole ecologiche, di cui 17 videosorvegliate. È intenzione dell'assessorato implementare 4 telecamere per contrastare i furbetti che vengono da fuori paese. Le multe da inizio anno sono circa 80, che vanno dagli 80 euro ai 480 euro. Insomma, verrà implementata la videosorveglianza passando da 17 a 21 telecamere. Il sistema funziona bene, i furbetti sono avvertiti. A Malo la lotta al rifiuto selvaggio non finisce qui. Ancora cronaca con false ristrutturazioni immobiliari a Jesolo. Ha preso nome Fronte Mare l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste, al termine della quale un triestino è finito agli arresti domiciliari, indagato per emissioni di fatture per operazioni inesistenti, per un importo complessivo di circa 1 milione di euro. Il tutto parte da una denuncia per truffa sulla vendita di un autoveicolo fra privati, per arrivare ad una vorticosa triangolazione di false fatturazioni inerenti alle ristrutturazioni e successive rivendite a privati di una serie di appartamenti vista mare di un lussuoso complesso residenziale di Jesolo, The Beach House, che coinvolgeva 2 società e il triestino che si fingeva project manager. L'indagato era già gravato da ben 8 pronunce per truffa, nonché da una condanna per tentativo di estorsione. A suo carico gravi indizi di reato sono emersi da accertamenti bancari, dagli esiti di perquisizioni locali, nonché da numerose testimonianze. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato in via preventiva somme di denaro pari a 1,5 milioni di euro nei confronti dei soci e degli altri rappresentanti legati alle altre 2 imprese di Jesolo, operanti nel settore immobiliare, beneficiari ultimi della frode concretizzatasi nel periodo 2017-2020. I provvedimenti sono stati adottati dal giudice Massimo Tommasini su richiesta del PM Lucia Baldovin. Ci spostiamo invece nell'entroterra veneto per riprendere il tema del caporalato. Insomma, pare che ci siano parecchi casi nella nostra regione. Caporalato scoperto nella zona di Pernugna, Bassa Padovana. Piccoli paesi, comunità dove non sfuggono movimenti inusuali. Lo erano anche le passeggiate di giovani stranieri nella piazza di Pernugna. Nessuno poteva immaginare che fossero persone sfruttate nei campi sotto minacce per un misero compenso, costrette a lavorare 15 ore di seguito senza sosta, marocchini, gambiani, senegalesi. L'indagine terra promessa dei carabinieri con l'arresto di un marocchino di 30 anni, colui che tirava le fila di un'impresa redditizia, ha portato alla luce quanto accadeva. I cittadini sospettosi erano andati più di un anno fa dal sindaco Marco Montin, che si è rivolto ai carabinieri di Monselice. Io sono sindaco da settembre del 2020 e la questione era una questione abbastanza palese, insomma, vedevano queste persone e siccome non sapevano chi fossero, qualche persona si è avvicinata e mi ha confidato che vedeva sto giro di persone. Un'indagine che riporta alla luce il grave problema della manodopera in agricoltura. Il sindaco difende le aziende del territorio. Siamo vocati all'agricoltura, l'agricoltura è un settore della nostra economia che è fondamentale. Quindi noi tuteliamo le nostre aziende in maniera assoluta, quindi questo per noi è un danno anche di immagine, quindi non voglio neanche sentir parlare che le nostre aziende possano essere interessate a questa cosa e anzi spero che nell'indagine questo venga fuori in maniera espressamente e soprattutto chiarissimamente in maniera inconfutabile, ecco. Quindi me lo auguro quanto prima che questa cosa venga definita, perché le nostre aziende sono il nostro sangue, il nostro lavoro e noi tuteliamo chiaramente le nostre aziende. La sede legale dell'attività riconducibile al cittadino marocchino agli arresti domiciliari si trovava nel comune di Stanghella. Pernugna era un crocevia, un punto di passaggio secondo il sindaco. L'attività giudiziaria va avanti, il problema dei raccolti nei campi e della difficoltà a reperire manodopera resta. La difficoltà di reperire manodopera resta non solo in agricoltura, ma in questo momento parliamo del comparto appunto primario. Le associazioni di categoria stanno cercando di capire che cosa succede.
Il caporalato, la parte lesa sono proprio gli agricoltori, perché la stragrande maggioranza dei nostri agricoltori sono in regola e vogliono essere in regola, vogliono pagare correttamente i propri operai. Certamente oggi vi è una grossa difficoltà nel reclutare operai agricoli, quindi molto spesso ci sono queste cooperative, che la stragrande maggioranza sono anche queste in ordine con i propri contributi, danno manodopera che effettivamente non rispecchia proprio l'autorevolezza propria. Il caporalato in agricoltura è una piaga anche e soprattutto per gli agricoltori. Il problema si risolve solo se in sinergia con tutti gli agenti che lavorano sul territorio. Intanto bisogna mettere delle regole certe, insieme con il prefetto, insieme con i carabinieri, con l'Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, sono state fatte una task force proprio a Padova per contrastare il caporalato. Quindi molta formazione, molta informazione alle nostre aziende agricole per contrastare questa grave piaga che riveste il nostro mondo, il mondo dell'agricoltura, il mondo degli agricoltori. Caporalato non solo in agricoltura, anche altri settori. Vi ricorderete l'inchiesta che ha coinvolto anche delle aziende padovane. Vediamo il servizio. 12 rinvii a giudizio, 5 archiviazioni. Un altro punto fermo nell'inchiesta sul caporalato aperta dalla Procura della Repubblica di Padova nel luglio del 2021. Una bufera che si era abbattuta su 2 aziende del Padovano, tra cui Grafica Veneta SPA di Trebaseleghe. Tra le 5 posizioni archiviate, non essendo state raccolte prove a suo carico circa la consapevolezza della situazione dei lavoratori stranieri, scrive il procuratore di Padova Antonino Cappelleri, anche quella del titolare di Grafica Veneta Fabio Franceschi. 11 gli arrestati nel luglio del 2021, coinvolti a vario titolo in un'indagine condotta dai carabinieri di Padova sullo sfruttamento di un gruppo di lavoratori pakistani da parte di 2 connazionali titolari della BM Service di Trento, uomini costretti a turni di 12 ore di lavoro senza indennità e in caso di ribellione picchiati e sequestrati. Tra gli indagati il titolare della BM Service Badar Arshad Badar di 55 anni e i 2 figli, tutti ancora in carcere, indagati per rapina, sequestro di persone, estorsione, violenza privata, lesioni personali. Altri 2 indagati, Giampaolo Pintone e Giorgio Bertan, rispettivamente responsabili della sicurezza e amministratore delegato di Grafica Veneta, lo scorso ottobre avevano patteggiato una pena di 6 mesi, commutata in 45.000 euro di multa per sfruttamento del lavoro. Sentiamo su questo argomento le dichiarazioni del patrono di Grafica Veneta, Fabio Franceschi. Sono particolarmente felice perché per quanto mi riguarda il rapporto con i miei collaboratori è fondamentale, è la base del successo di Grafica Veneta in questi ultimi anni. Comunque tutto questo non aveva rallentato tutto quello che era la nostra operatività, tanto che dopo l'incontro con l'imam avevamo assunto più di 40 ragazzi pakistani che ci stanno dando grande soddisfazione nella produzione, tanto che stiamo prevedendo di assumerne altri 20. Il gruppo sta andando bene, tanto che anche in America stiamo trovando una collaborazione con l'ambasciata pakistana per assumere altre 50 persone nel nostro stabilimento. Grazie. È una storia che lascia l'amaro in bocca, però guardiamo avanti con serenità e vediamo di costruire e di creare più posti di lavoro possibile per il territorio. Cambio della guardia per la Guardia di Finanza, gioco di parole, del Nord-Est, vediamo. È stato previsto ed organizzato a livello centrale un monitoraggio molto puntuale sulle risorse che arriveranno e sulla loro distribuzione. È un fatto scontato che vi sono tentativi della criminalità economico-finanziaria, della criminalità organizzata di appropriarsi e di accaparrarsi queste risorse. L'attenzione sul corretto impiego dei fondi del PNRR è massima. Lo dice chiaramente il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana, arrivato alla caserma Tommaso Mocenigo di Venezia per il passaggio del comando interregionale dell'Italia nord-orientale dal generale Bruno Buratti al generale Carmine Lopez.
Tra un po' vedremo affluire dei fondi sia per le Olimpiadi invernali sia per il PNRR, quindi ci dovremo concentrare a seguito di un'analisi di rischio accurata su come verranno spesi questi soldi. Lopez torna a Venezia dopo un'esperienza quinquennale dal 98 al 2000 come comandante provinciale, dal 2000 al 2003 come capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto. Nel passaggio di consegne con Buratti c'è un altro tema caldo. Sicuramente il tema della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia è sempre attuale. Nei momenti di difficoltà in cui c'è crisi finanziaria purtroppo c'è sempre chi è disposto a mettere sul mercato denaro che non costa e proviene da attività illecite. Su questo penso di essere attrezzato e ci spenderemo con tutta l'esperienza che porto con me e con tutta l'attenzione vigile su tutti i fenomeni di infiltrazione. Bruno Buratti saluta il Triveneto con un bilancio positivo, il fiore all'occhiello di un'operazione condotta a Pordenone. Abbiamo individuato un caso in cui un'impresa di diritto cinese riconducibile al governo ha cercato di assumere il controllo di un'impresa strategica che produceva droni e altro materiale d'armamento. È un caso che ha avuto risonanza internazionale, in relazione al quale sono state poi adottate delle forme di cautela che serviranno a preservare le nostre imprese da queste forme di infiltrazione. Cambiamo decisamente argomento, entriamo nella pagina della sanità. Ci sono alcune situazioni in Veneto che tengono alta l'attenzione non solo dei cittadini ma anche della politica, degli amministratori. Per esempio la carenza di medici di base. Andiamo a vedere qual è la situazione nel Padovano. Sono due i fronti aperti sull'assistenza medica ai cittadini dell'ULSS 6 Euganea, così come avviene comunque nel resto del Veneto. Da un lato i medici di base, di medicina generale, in calo continuo per pensionamenti o dimissioni. Dall'altro i medici della cosiddetta continuità assistenziale, le guardie mediche per capirci, che danno una copertura anche negli orari più scomodi. Ebbene, la Regione ha chiesto a tutte le ULSS di fare una mappa della situazione. Per l'ULSS 6, che copre il territorio padovano, emerge che mancano 103 medici di base e 78 incarichi di continuità assistenziale. Non hanno ancora quantificato quelli che mancheranno, per cui noi avremo un numero nei prossimi 2 anni più che doppio rispetto ai 108 di oggi. Dei medici di base ne mancano 15 in città, a Padova, gli altri nel resto del territorio, e coprire questi vuoti non è facile. La Regione può affidare l'incarico senza concorso a chi si sta specializzando ed è al 3° anno di formazione, con un massimo di 1.200 assistiti, garantendo poi al termine della formazione il posto definitivo. Ma i medici disponibili non si trovano e il futuro è ancora più incerto. I numeri dei medici mancanti potrebbero infatti salire ancora. A Regione, ULSS e perfino ai sindaci del territorio il compito di trovare presto una soluzione. Bisogna cambiare l'organizzazione, cioè è necessario che i medici vengano liberati da tutte quelle incombenze burocratiche e anche le incombenze di cura, meno impegnative, per poter fare maggior numero di ore negli ambulatori facendo i medici. E mi spiego meglio. In questo momento un'ora di un medico di famiglia è divisa in 20 minuti a fare il medico, 20 minuti a fare la segretaria e 20 minuti per fare l'infermiera. Noi dobbiamo fare in modo che il medico faccia per un'ora il medico. Sentiamo la proposta del Partito Democratico del Veneto sul tema dei medici di base. La sanità è il punto cruciale per la vita e per i bisogni dei cittadini. Oggi più che mai si discute della carenza cronica dei medici di base. Troppi i posti vacanti in Veneto. La Regione ha trovato delle soluzioni tampone, scelte sbagliate secondo il Partito Democratico regionale, a partire dalla riforma dell'azienda zero. È giunto il momento di riformare la nostra sanità, commenta Andrea Martella, segretario regionale del PD. 2 le questioni da affrontare. La prima è quella relativa alla medicina del territorio, ad una maggiore integrazione sociale e sanitaria che si è andata disperdendo nel corso di questi anni. La seconda questione riguarda il numero di medici e di infermieri.
per affrontare un altro enorme problema, che è quello della riduzione delle liste d'attesa per chi deve fare visite o per chi deve fare esami. Non vogliamo fare polemica, termina Martella, ma è ora di fare delle scelte precise. Noi non facciamo polemiche, facciamo proposte, perché crediamo che la sanità del Veneto possa essere migliorata, e le soluzioni tampone di emergenza che sono state individuate dalla Giunta regionale senza neanche tenere conto delle molte valutazioni che sono venute dal mondo sindacale e dalle organizzazioni dei medici, sono scelte secondo me che non hanno quell'efficacia che invece in un momento come questo bisognerebbe seguire. Vediamo con un focus preciso su quello che sta succedendo all'ULSS 8, appunto con i vari problemi della sanità. Sanità in Veneto. Luccica, ma non è tutto oro. Lo dicono i cittadini. La carenza dei medici di base è stata una delle grandi lacune. Per troppo tempo i corsi di formazione specifica hanno prodotto pochi medici di medicina generale, col risultato che oggi solo nell'area dell'ULSS 8 Berica mancano 108 dottori, con migliaia di pazienti che sono rimasti scoperti, e i sindaci hanno toccato con mano il malcontento. Abituali sono le lamentele nei confronti del sindaco, che spiega come non sia una questione di sua competenza. Ecco, di chi è la competenza? Io spero che l'USL possa a breve intervenire su questo, riuscendo a tamponare le numerose situazioni di difficoltà che si sono create sul territorio. Sì, la scontentezza c'è ed è sulla medicina generale del territorio. Il territorio ha bisogno di investimenti e ha bisogno di essere considerato di più. A Montegalda ha pesato molto la chiusura della Guardia Medica, un servizio su cui la zona e i comuni attorno facevano molto affidamento. Ricevere una comunicazione dall'oggi al domani sulla chiusura della Guardia Medica non è stato una notizia felice da apprendere, e quello che abbiamo chiesto è di essere maggiormente informati e di stringere quelle che sono le relative comunicazioni tra i due enti, quindi tra quella che è l'ULSS e quella che siamo noi sindaci. Per non parlare del reperimento dei medici, figure che hanno una valenza sociale importantissima nei grandi centri e ancora di più in quelli piccoli. Attualmente, oltre al problema della Guardia Medica, abbiamo anche una questione che riguarda la sostituzione dei medici di base. Fortunatamente uno dei due medici che è andato in pensione è stato sostituito, l'altro purtroppo no. Anche qui speriamo ci possa essere un pronto intervento, un intervento che porti alla sostituzione di questo medico, in quanto l'assenza per circa 1500 pazienti di un medico di riferimento crea notevoli disagi, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Pensiamo agli anziani e magari alle persone che hanno difficoltà di mobilità. Domani, 1 giugno, la conferenza dei sindaci dell'ULSS 8 sarà chiamata alla valutazione dell'anno 2021 del direttore dell'ULSS Berica. Nella valutazione, quanto peseranno i problemi che la sanità veneta ha dimostrato di avere, a cominciare dalla carenza dei medici? Una domanda a cui solo i sindaci, in rappresentanza dei cittadini, potranno rispondere con i loro voti. Non sarà un voto massimo, ma sarà un voto che esprime una preoccupazione e una critica da parte nostra. È chiaro comunque che la collaborazione con l'USL diventa importante nel momento in cui si devono fare richieste per la medicina territoriale, e le richieste chiaramente devono essere fatte direttamente alla dirigenza regionale. C'è una situazione di non gestione ideale che è evidente. Io credo che l'impegno possa essere premiato, e che soprattutto nella consapevolezza di risoluzione di questo problema, che è quello dei medici di base e delle guardie mediche nei piccoli territori. Diciamo che l'operato è stato un buon operato, ma riteniamo che possa essere sicuramente migliorato e migliorabile, per cui anche un voto di incoraggiamento credo che sarà ben gradito da parte della direzione generale, proprio per un passaggio comune da qui in avanti. Cambiamo ancora argomento, ci avviciniamo alla festa di Sant'Antonio, momento importantissimo non solo per la città di Padova, ma penso per tantissimi fedeli in tutto il mondo, importante anche per noi del gruppo Media Nord-Est. Vediamo. Primo giorno della Tredicina, con una basilica che torna a capienza
piena dopo i 2 anni di Covid e per la prima volta alle 18 la Santa Messa della diocesi di Forlì Bertinoro. 800 anni fa proprio a Forlì Sant'Antonio si rivelò un grande predicatore. Era il 25 settembre del 1222 quando a Forlì Antonio rivelò al mondo il suo dono di predicatore. Straniero in terra italiana, le sue parole toccavano quanti le udivano nel cuore grazie al suo linguaggio semplice e comprensibile, alla sua profonda cultura e alla sua fede. A 800 anni di distanza saranno vissuti nel segno della forza della sua parola i 13 giorni che avvicinano la comunità alla festa del Santo. In Basilica tornano i pellegrinaggi delle diocesi del Veneto, ma non solo, tornano numerosi i fedeli. Nello scorso fine settimana 6.550 i passaggi nella Cappella delle Reliquie, numeri che danno il segno di un ritorno alla normalità. Il momento più atteso, la processione della statua di Antonio lungo le vie della città il 13 giugno. È una cosa meravigliosa e si ritorna alla tradizione che da sempre Sant'Antonio il 13 giugno a Padova viene celebrato con una processione all'aperto per le vie del centro, quindi va benissimo, è una bella cosa. Ma lei l'ha vista in elicottero, in televisione? Certo, è suggestivo. Anche l'anno scorso quando è andato? Sì, bellissimo. Nei 2 anni di pandemia il santo non si è mai allontanato dalla sua gente. Le sue reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, ha ripercorso lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case con un record di spettatori il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. A Padova già molti pellegrini, tanti italiani, ma sono numerosi anche gli stranieri con gruppi giunti dall'Europa, Stati Uniti e Cina. Sentiamo le voci dei pellegrini che stanno già arrivando a Padova. Vedo che avete una candela, siete venuti qui per sciogliere un voto? Per una mia amica, sì. Da dove arrivate? Noi da Acqui Terme, in Alessandria, provincia di Alessandria. E questa candela è un'intenzione particolare che voi volete affidare a Sant'Antonio? Sì. Come non avevo i figli, prima ho aborto uno e poi abbiamo fatto tante cure, però non ho avuto più bambini. Però abbiamo pregato a Sant'Antonio e ho avuto un bambino molto bello e vivace. Ho messo la fotografia pure alla tomba di Sant'Antonio. Da dove arrivate? Noi da Milano. E siete qui per la festa del Santo? Siamo qui per visitare Padova e già che siamo qua partiamo dal Santo, certo. Ah, quindi è il primo luogo che avete? Proprio il primo luogo. Io vedo che la signora Due Candele hanno un'intenzione particolare? Beh, come chiunque va a visitare un posto sacro come questa basilica, come Sant'Antonio, lasciamo una candela accesa e una preghiera. Per la Puglia. È la prima volta che venite a Padova? A Padova sì. Siete entrati in basilica per un motivo particolare? Perché comunque è una devozione a Sant'Antonio, fin dalla mia nascita. Si chiama Antonio? Antonio, esatto. E quindi 13 giugno è la sua festa? Esatto. Si è fatto il regalo quest'anno? È vero. Era un regalo che volevo realizzare da tantissimo tempo. È una forma di devozione molto importante per l'altopiano dei 7 comuni, è quella della grande rogazione. Migliaia di persone hanno percorso i prati e i boschi attorno ad Asiago per rinsaldare il rapporto con la natura, con la divinità, con le proprie tradizioni. Siamo andati a vedere la grande rogazione, siamo andati a parlare con le persone che vi partecipavano. Sentite cosa ci hanno detto. Un fiume colorato segue la croce che solca i prati e i boschi dell'altopiano per rinnovare ancora una volta il patto fra l'uomo e Dio, per chiedere buon tempo per i raccolti, per ringraziare degli scampati pericoli. È la grande rogazione di Asiago che dopo 2 anni di silenzio a causa del Covid torna a far fiorire il mare d'erba e le selve altopianesi di voci, canti e preghiere. 2 anni caratterizzati dalla pandemia e oggi finalmente torniamo con questa nostra tradizione
guidati dalla nostra bandiera, rinnovando quel percorso di fede e di speranza che unisce le tradizioni, i saperi della nostra terra. Ricordiamo ovviamente anche in questa pandemia abbiamo perso tanti amici, tanti compagni di questo viaggio, vogliamo ricordarli anche oggi in questo cammino che è la nostra storia. Non solo asiaghesi residenti nei comuni dell'Altopiano partecipano all'erogazione, dove arrivano fedeli da ogni parte del mondo. Antonio, Andrea e gli amici di Padova, fanatici di erogazione. Un evento importantissimo. Un evento importantissimo, e a questo seguirà la processione di Sant'Antonio in presenza. Certo, per chi vive in altopiano la grande erogazione ha un altro sapore, ha il profumo di casa, di tradizione. Sì, oggi già dopo i primi passi rilassati, chiacchierare con persone che non si vedevano da molto tempo, persone che arrivano dalla Germania, dall'America, mi hanno appena detto, ed è una cosa molto molto piacevole, bello stare in comunità. Un evento che affonda le proprie radici nell'oscuro passato e che ora è una luce per tutto l'altopiano. Un evento importantissimo per la gente di Asiago, che si tramanda di generazione in generazione, non sappiamo neanche da quando sia iniziato, probabilmente già nel III-IV secolo, e poi è stato continuato come voto dopo la pestilenza del 1631. Un collegamento con l'attualità, con i corsi e i ricorsi della storia, dato che gli uomini sembrano non imparare mai dai propri errori. È stata fatta per ringraziare la Madonna per aver liberato dalla pestilenza l'Asiago, adesso abbiamo pregato per il Covid e per la guerra in Ucraina, perché quello che abbiamo provato noi come profughi nel 16 smettano di provarlo i profughi ucraini e tornino alle loro case. E c'è pure il tempo per una pausa, con le succose ciliegie della Pedemontana portate dagli amici che non partecipano all'erogazione. Pausa ciliegie durante l'erogazione è proprio il massimo, un'erogazione top dopo il Covid 2022. Ecco, che senso ha appunto oggi un evento come questo, religioso, spirituale, culturale? È un bellissimo evento, è bene che si ripeta negli anni e avanti così. Insomma. Avanti così quindi all'anno prossimo per rinsaldare ancora e ancora quel patto con la divinità, la natura, il cielo dell'altopiano e tutto quello che vive e prospera al di sotto di esso. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Dall'ANSA anche in questo momento non arrivano novità di rilievo per il Veneto, novità di cronaca o notizie di attualità, quindi vi diamo appuntamento per tutto quello che non è stato detto fin qui al nostro TG Bassano, al TG Vicenza di questa sera, con tutti gli approfondimenti dal territorio. Ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, ma prima di salutarvi definitivamente finiamo di vedere la tabella che riguarda il Covid, perché l'abbiamo lasciata a metà per l'arrivo di un collegamento. Allora, dicevamo, importante il dato delle terapie intensive, perché in questo momento in Veneto ci sono solo, lasciateci dire, solo 10 persone positive ricoverate in terapia intensiva, e anche se il calo non è drastico, non è verticale, è un dato molto importante. Ci sono ancora 500 persone ricoverate in area non critica, di cui 222 positive, però in questo momento possiamo dire che negli ospedali del Veneto ci sono 230 persone positive al Covid, ed è una prospettiva davvero interessante per l'immediato futuro. Come vedete, infatti, c'è un calo sia nelle aree non critiche che nelle terapie intensive, e purtroppo ci sono ancora 5 decessi da segnalare. Detto questo, finiamo di salutarvi, vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti, tutta la nostra informazione. Buon pomeriggio.